I no pass potrebbero tornare a manifestare in corteo. Dopo la manifestazione statica di sabato al Parco Europa a Padova, che ha radunato circa 3.000 persone, tutte senza mascherina, pare che possa esserci un corteo per le strade della città martedì sera. La conferma di un possibile raduno, ovviamente all'esterno delle aree vietate dal COSP, arriva anche dal questore di Padova. Rispetto a un corteo che si possa fare di sera in strade non interdette, io non sono contrario, cioè bisogna chiarire che non abbiamo vietato i cortei tout court, ma i cortei di pomeriggio nel centro storico, quelli sì. Nel frattempo potrebbero arrivare le prime multe per i manifestanti di sabato senza mascherina. La questura è al lavoro per identificare i partecipanti che non hanno rispettato l'ordinanza che imponeva l'uso del dispositivo di protezione personale in caso di assembramento. I servizi della polizia scientifica consentiranno l'identificazione, di queste persone, laddove vi siano identificazioni certe, quindi saranno sanzionati, insomma. Qui è in gioco la salute pubblica. Sabato per la prima volta da 19 settimane le strade del centro di Padova non sono state occupate dai manifestanti ma vissute dai cittadini e non ci sono stati disordini dopo il divieto della questura al corteo di auto. Come ho già detto, penso che si possa essere soddisfatti, anche se a metà, ma si può essere soddisfatti per come è andata, per come i promotori hanno reagito rispetto a un divieto, che è un provvedimento importante, pesante, l'hanno rispettato senza dar luogo a nessun tipo di reazione esasperata o addirittura violenta. È vero che le mascherine non sono state indossate dalla stragrande maggioranza dei manifestanti ed è un problema che dobbiamo affrontare da subito con le sanzioni che adotteremo, come dicevo, e anche per il futuro per adottare tutti gli strumenti perché le regole vengano rispettate.